Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano! Ragazzi, oggi video un po' particolare, recensione pazza comendiana di due campioni della C Milan di Milano, due campioni dell'era ancelottiana, Andriy Shevchenko e Super Pippo Inzaghi! Allora raga, andiamo, cominciamo con Shevchenko e vediamo un po' questo giocatore, pro e contro. Allora, io ho fatto ormai una quarantina di partite con i due giocatori, quindi ho già insomma una bella panoramica sui due giocatori. Allora, su Sheva, secondo me, voglio partire dalle cose tra virgolette negative, che secondo me sono la forza, l'accelerazione e la velocità. Nel senso, è forte perché va benissimo, nel senso anche per esempio di velocità mi pare che ha 87, quindi comunque una bella velocità, però mi aspettavo di più, nel senso Shevchenko il suo punto forte era proprio la velocità, c'era chiamato anche la freccia ucraina, cioè, non capisco perché non farlo super devastante, cioè anche nel dribbling ha un buonissimo dribbling mi ricordo sul parametro 87 perché ci sono anche, ho guardato i parametri, quelli che dopo ci sarà anche comunque la foto dei parametri del giocatore, non solo quelli della carta. È vero, 87 che è un buonissimo parametro, però secondo me anche là sopra il 90, perché erano proprio i suoi due punti forti, la velocità e il dribbling, che era sempre un dribbling di velocità comunque, rispetto a uno tecnico come può essere quello di Messi. Invece, ecco, però, ecco, subito una cosa che voglio dire, ragazzi, cioè, il punto più forte è veramente il tiro. Cioè, la potenza di tiro, la precisione, la distanza è devastante, veramente. Io ho tirato da tutti i punti, anche sui calci di punizione, che è veramente a 94. È veramente devastante, ragazzi. Puoi tirare da qualsiasi parte e gol. Cioè, veramente se comprate Shevchenko sapete che dovete tirare da tutte le posizioni, a incrociare, di pallonetto, di quello che volete. Cioè, sul tiro è proprio il suo punto assolutamente devastante. È una bestia, una bestia, una bestia. Poi sul tiro di testa è normale. Ho fatto parecchi gol, però anche là forse potevano fare qualcosina di meglio. Come tecnica di base, stop, controllo di palla, robe così, sempre chiaramente molto bene. Ecco, la forza forse è il punto debole perché coi difensori più potenti come Mari Compagni e Davide Luiz fa fatica e questo lo condivido in parte, però vabbè io alla fine FIFA è un po' così e lasciamo perdere. Anche sui tiri al volo, ok, molto buono. E come resistenza mi pare addirittura 99, quindi veramente parametri molto molto buoni. E niente ragazzi, secondo me il mio consiglio, ripeto, è quello di se giocate con Sheva, ecco, magari di fare più passaggi in profondità rasoterra rispetto a passaggi alti, perché chiaramente avendo problemi con la forza fisica, magari rischia di subire i contrasti, di perdere il pallone e di non riuscire ad andare in porta. E tirate, cioè veramente, cioè, se tirate c'è sempre gol, cioè, è una cosa devastante. Ormai una media di 2 gol a partita è una macchina da guerra, una cosa devastante, anche sulle punizioni mondiale. E poi insomma come finalizzazione a 91, quindi non è proprio scarso. Poi come, ecco, una cosa che proprio mi sta sui coglioni, scusate, è proprio il piede debole, cioè 4 stelle, cioè ragazzi, io non lo so. Io consiglio, ecco, se per i dribbling consiglio di vedere Milan Lecce, Milan Udinese, Milan Bari, che è stato un mezzo cost to cost devastante di Sheva. Per i tiri col piede debole consiglio di vedere derby di ritorno di Champions League Milan-Inter del 2004-2005, bomba di sinistro devastante. Quindi non lo so, sinceramente non ho capito sto 4, era chiaramente da 5 stelle. Ecco, sulle skills 3 stelle ci può anche stare, nel senso Shevchenko era un attaccante concreto, quindi non è che non andava a fare i numeretti, ste cagate qua che io personalmente non sopporto, perché io sono, diciamo, un attaccante vecchio stile, concretezza e vaffanculo, cioè i numeretti proprio per esempio un giocatore come Neymar, ecco, io proprio non lo capisco sinceramente, cioè, però vabbè, sono gusti, non voglio discutere.
E poi com'è quella roba là del work rate là, ecco questo forse è una cosa che tanti sono insomma insoddisfatti di sta cosa, del fatto che ha alto alto, che praticamente torna parecchio in difesa, però secondo me se lo metti in coppia con Inzaghi va bene perché alla fine Inzaghi sta più in attacco e quindi libera spazio e alla fine che se Sheva ritorna non è negativo perché comunque recupera qualche pallone, sicuramente non è lo Xabi Alonso della situazione, però insomma va abbastanza bene. Quindi ragazzi, a mio parere il punto forte sono punizioni, tiri da fuori da tutti i tipi, potenza nel tiro e precisione e finalizzazione. Il punto diciamo più debole è la forza secondo me, perché fa un po' fatica con i difensori più grossi. Bene, adesso andiamo su Pippo Inzaghi. Buono raga, siamo su Pippo Inzaghi, ecco comunque sono indicato una cosa su Sheva, come stile intesa consiglio cacciatore, così va a aumentare velocità, che ha bisogno, comunque è forte ma non incredibile, e tiro, così proprio da avere, cioè tipo un tiro, un gol, due tiri, due gol, tre tiri, tre gol. Buono, adesso andiamo su Super Pippo Alta Tensione Inzaghi. Pippo, allora, è un giocatore d'area di rigore, fuori area, a mio parere non fa niente, cioè fa molto molto poco, cioè io in tutte le partite che ho fatto fuori area, cioè sì, toccava qualche pallone, ma proprio per fare il passaggio per poi fare l'1-2 per avere la palla. Quindi onestamente fuori dall'area Pippo è un giocatore normale. Però ragazzi, quando entra in area so cazzi, cioè proprio detto in maniera tranquilla e schietta, cioè è una bestia, in area di rigore micidiale, cioè di finalizzazione 97, quindi un cannoniere obeso. Anche come colpo di testa è veramente forte. È vero che ha 85, però è sempre là, ragazzi. Cioè, è proprio un rapinatore, cioè, è sempre là questo. È vero che a livello tecnico non ha dei parametri incredibili nel dribbling, chiaramente non nei passaggi, anche nei tiri, insomma, nei tiri da fuori non è sicuramente una bestia. Però, ragazzi, in area di rigore anche tiro gol. Cioè, è impressionante. Cioè, infatti. Lui è sempre al posto giusto al momento giusto. È un animale, è veramente un animale. È molto bravo anche al volo, nei tiri al volo se la cava molto molto bene. Come velocità, ecco, come velocità è buona, ma mi aspettavo di più, sinceramente. Però vabbè, dai, insomma, alla fine FIFA sappiamo vaneggia, non c'è problema. Però ragazzi, veramente questo giocatore va usato solo in area di rigore, cioè fuori dall'area poco, infatti è proprio il suo punto debole, nel senso che è un giocatore comunque che fuori dall'area può dare poche soddisfazioni, però in area ragazzi è micidiale. Come piede debole a 3, sinceramente ci può stare, come skills sempre 3, diciamo che ci può stare. Anche se avrei messo Shevchenko 5 stelle di piede debole e a Maria Pippo 4, perché comunque di sinistra ha fatto tantissimi, tantissimi gol. E... Come work rate a medio-basso, quindi benissimo, buono per un attaccante e sì, secondo me è positivo con Sheva, così Sheva torna un po' indietro, invece Pippo sta là a aspettare i palloni. E niente, io veramente in queste 30-40 partite che ho fatto in area di rigore ero molto tranquillo, cioè passate la Pippo e ci pensa lui in tutti i modi, di culo, di stinco, di schiena, di palle, cioè segna sempre, cioè, veramente un animale d'area di rigore. Come ecco invece se Sheva, il mio consiglio di stile intesa è cacciatore, e ho messo cacciatore chiaramente nella mia squadra, su Pippo e finalizzatore. Secondo me va a migliorare il colpo di testa, così veramente diventa devastante. E il tiro, che chiaramente non ha un tiro devastante, con lo stile intesa va a migliorarlo e diventa buono. Io da fuori area non ho mai segnato, però proprio al limite dell'area ne ho segnati abbastanza, quindi alla fine c'è. Niente, ragazzi, sono due attaccanti che insieme stanno benissimo, Pippo e Shevchenko. Quindi ricapitoliamo. Per Sheva il punto, diciamo, il punto forte è il tiro in tutti i modi, punizioni, tiro da fuori, tiro all'incrocio, tiro d'esterno, tiro a girare, tiro a incrociare, insomma, tirate dei gol. E il punto debole è la forza fisica, mentre per Pippo sicuramente il punto forte
l'area di rigore, nel senso l'essere rapinatore, essere sempre al posto giusto al momento giusto, e segnare in tutti i modi possibili. E il punto debole è che è chiaro che è un limite, nel senso fuori dall'area fa più fatica, chiaramente non avendo avendo una forza fisica non incredibile, dribbling non mostruoso, anzi, insomma caratteristiche tecniche non incredibili, fa fatica, però in area fiori devastante, veramente. Buono raga, ho fatto questa recensione un po' così, è la mia prima recensione, chiaramente insomma fiori sono recensioni tranquille, non pretendo di insegnare niente a nessuno, cioè siete sicuramente più esperti di me su FIFA, piuttosto mi piacerebbe fare una recensione sui giocatori veri più che su quelli di FIFA, che magari insomma là sicuramente potrei dare dei pareri un po' più professionali. Se volete altre recensioni un po' così del Commendone su altri giocatori ve le posso anche fare, insomma non c'è problema. Finito il video ci saranno le due foto con le due caratteristiche dei due giocatori. Ok raga, quindi comprateli, sono fortissimi. È chiaro che mi piacerebbe prendere anche Van Basten, Gullit, Maldini, quella gente là, però costano un po' troppo. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Forza Milan, anche se siamo in difficoltà, un in bocca al lupo a Seedorf. E vaffanculo Allegri. Mi sembra di chiudere bene il video. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.